Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Succede che inizia una nuova settimana un po' particolare perché abbiamo visto nei giorni scorsi i dati dell'emergenza coronavirus crescere, se non in tutti i settori, però almeno per quanto concerne quella che è la diffusione del virus, magari l'incidenza del virus, mentre la sanità rimane ben coperta e i vaccini stentano invece un po' a ripartire. Quindi una situazione che va vista sotto diverse angolature. Poi siamo in diretta un po' prima del solito perché fra pochissimi minuti il Presidente della Regione Luca Zaia sarà alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, naturalmente a Venezia, per presentare una mostra molto particolare. Si tratta della mostra Andrà tutto bene, che raccoglie, vediamo, non c'è un numero esatto, ma tantissimi disegni fatti dai bambini veneti durante la pandemia. Ci ricordiamo, ne abbiamo pubblicati anche noi tantissimi, noi in Diretta Veneta abbiamo ricevuto nelle fasi più critiche durante il lockdown, durante quei giorni che tutti ricordano così difficili, tantissime mail, tantissimi messaggi, WhatsApp, arrivavano davvero tanti disegni di bambini, tante foto di bambini intenti a creare un messaggio basato naturalmente sulla possibilità di uscire un giorno da tutto quello che abbiamo vissuto. E effettivamente ne stiamo uscendo, la luce in fondo al tunnel è un bel po' che si vede, c'è da capire come e quando ne usciremo in modo definitivo. Intanto quello che si può fare è andare a rivedere i disegni di questi bambini. Esposizione straordinaria che verrà inaugurata fra pochissimo, il taglio del nastro con il governatore Luca Zaia. Ci saranno anche, ci fanno sapere, appena è arrivata una nota, Francesca Russo, direttore della direzione regionale della prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria, Carmela Palumbo, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, e Gianpietro Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, che è l'ente attuatore della mostra. Questo evento di oggi è partito con un convegno iniziato alle 10 con la presenza di alcuni esperti nazionali e intitolato La pandemia vista con gli occhi di puntini. Quindi noi siamo già sul posto, abbiamo il nostro Filippo Fois, abbiamo le nostre telecamere, i nostri microfoni già pronti per raccogliere tutto quello che succederà in questa inaugurazione. Poi però il Focus TG dura fino alle 13:30 anche oggi e avremo i soliti collegamenti con i nostri giornalisti. Ne avremo anche uno che si preannuncia molto particolare dalla Fiera Franca di Cittadella. Sapete che per noi è importante entrare nelle manifestazioni, questa è una manifestazione storica che ha oltre 400 anni, per far vedere che cosa succede, per sentire anche il polso della regione, dei veneti in queste iniziative così importanti per la tradizione della nostra regione. Saremo con le nostre telecamere, saremo con i nostri microfoni, con i nostri giornalisti e operatori in diretta per farvi vedere come va. Vediamo se riusciamo anche a pescare qualcosa del mercato del bestiame, la Fiera Franca propriamente detta, oppure se con la concomitanza di questo evento nazionale a Venezia dovremo un po' aspettare nel corso del nostro telegiornale. A questo punto chiedo alla regia se abbiamo novità dall'iniziativa di Venezia, o perché ci scrive il nostro Filippo Fois che sono in corso gli interventi, quindi la trasmissione è già a disposizione e possiamo già trasmetterla, però Zaia non si è ancora visto, quindi eventualmente aspettiamo qualche istante. Non avremo il cappello introduttivo solito di Filippo Fois, però allora finché aspettiamo l'arrivo di Zaia stiamo insieme a voi per vedere qualche informazione. Allora, dall'ANSA, ci arriva dall'ANSA un dato molto interessante, perché Veneto nel 2021 il PIL riparte più 5,9% dopo la
pandemia. Allora, questo è una nota in due parti, vediamo se troviamo la prima, perché come sempre l'ANSA tende a smezzare, come si suol dire, le comunicazioni di questo genere. Vabbè, intanto leggiamo, eccolo qua. Allora, dopo i mesi di stop causati dalla pandemia, il Veneto riparte. A dirlo è il bollettino socio-economico regionale che riporta i principali dati congiunturali aggiornati a ottobre 2021. Il PIL regionale, dopo la contrazione dell'anno scorso, meno 9%, ma questo ce lo ricordiamo benissimo tutti quanti, è in salita, tanto che le previsioni per il 2021 sono state riviste addirittura al rialzo, ipotizzando un più 5,9% maggiore del 5,3% nazionale. Quindi ancora una volta il Veneto tira la carretta con dati maggiori rispetto al dato nazionale. Ripartono, questo è importante, i consumi delle famiglie che saliranno per il 2021 del 4,2% contro una media nazionale del 3,6%. Si prospettano in crescita anche gli investimenti in Veneto, crollati ancora una volta, dati che conosciamo purtroppo molto bene, del 9,8% lo scorso anno. Per il 2021 la stima è un più 16% a fronte di un dato nazionale del più 15,5%. Da segnalare anche un balzo in avanti nell'export per il primo semestre con un più 24,2% rispetto allo stesso periodo del 2020, performance questa in linea con quella nazionale. Trainano l'export veneto le produzioni di metallo, i macchinari e il comparto moda. I mercati più dinamici nel semestre sono la Francia, la Germania e gli Stati Uniti. Vola anche il mercato del vino, anche qui una notizia che potevamo immaginare visto l'importanza del settore per la nostra regione. Dopo il primo trimestre di incertezza, il dato di export negativo è stato meno 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2020, e anche qui lo sapevamo perché abbiamo visto che i consumi anche di vino sono crollati in alcune fasi della pandemia. Nel primo semestre ha un'importante ripresa, più 12% rispetto al 2020. Nei primi 6 mesi le esportazioni di vino made in Veneto arrivano a 1.142 milioni di euro, oltre un terzo del valore delle esportazioni nazionali, ovvero un terzo del valore delle esportazioni nazionali di vino è veneto, superando anche il dato registrato nel semestre del 2019, ci pare di capire, c'è un errore di battitura, 1.071 milioni. Prima della pandemia, tanti dati, tante cifre, poi le vediamo bene nel corso della nostra informazione, nel corso anche dei nostri telegiornali. Che cosa ci dicono però? Sostanzialmente che il Veneto è già ripartito, tutti si aspettavano una ripartenza, eccola, e questa è contenuta nei dati. A volte la ripartenza si vede con quello che succede fuori dalla porta, fuori dalla finestra, però per avere le conferme bisogna vedere i dati. Questi dati sono davvero importanti. Torniamo a parlare dell'iniziativa di Venezia. Chiedo alla regia se possiamo far vedere già qualche immagine della manifestazione alla scuola grande, scusate, San Giovanni Evangelista. Allora, ci dicono che stia parlando Roberto Rossetti, ci dicono i nostri colleghi sul posto. Vediamo l'assessore Lanzarin che probabilmente prenderà la parola fra poco. Sentiamo di cosa si sta parlando. Tutte le sigle sindacali dei medici di famiglia, dei medici di medicina generale, le farmacie comunali, le farmacie territoriali, i rappresentanti della sanità privata e della sanità religiosa, e questo ci ha permesso di mettere in campo ben 60.000 punti vaccinali dai 1.500 che eravamo partiti, e speravamo di poter parlare di progetto milione, perché messo a punto questo schema eravamo confidenti di arrivare a fare 1 milione di vaccinazioni al giorno. Questo non è stato possibile, ma non per colpa del ragionamento, ma solo perché questa, come vedete, è l'andatura delle forniture di vaccini, che non è stata così come era stata promessa. I vaccini sono arrivati, come ricorderete, sempre col contagocce, e tuttavia siamo riusciti a ragionare e a mantenere la quota di 500.000 vaccini al giorno, che ci ha permesso comunque di chiudere la campagna in pochi mesi. Un altro, e qui devo dire grazie anche al Ministero della Salute che ha collaborato e ha capito il problema, un altro punto di svolta è stato quello di fare un'ordinanza sulla tracciabilità dei contenitori. Ve la faccio velocissima, ma esiste una legge che lo spostamento di un farmaco, di un vaccino, deve essere tracciato costantemente nel suo percorso e dato al database del Ministero. Ebbene, i vaccini che viaggiavano di Moderna e Pfizer avevano un lotto
lotto molto grande, perché se aprivate quel lotto c'erano centinaia di flaconi e non era possibile spacchettarli per andarli a distribuire in maniera capillare. Questa ordinanza ci ha permesso di facilitare la distribuzione, per cui noi in questo momento abbiamo iniziato l'emergenza costituendo un hub di stoccaggio a Pratica di Mare, un ospedale militare, e qui insieme ai mezzi militari e a un accordo composto abbiamo distribuito e stiamo distribuendo i vaccini a tutte le farmacie ospedaliere. Viceversa Pfizer ha fatto un contratto che consegnava direttamente alle farmacie ospedaliere. Le farmacie ospedaliere che però stanno in grande difficoltà perché il personale che loro hanno nel proprio organico è tarato per fare la farmacia ospedaliera, quindi poi si sono ritrovati in questo anno da dover accettare, spacchettare, distribuire anche i vaccini, e quindi è un modello che sta in grande difficoltà. Per questo che in accordo sempre con le regioni stiamo cercando di lasciare l'ambito di Pratica di Mare, posizionarlo sulle associazioni civili che già esistono tipo Assoram, e abbiamo già preso contatti e le regioni anche hanno fatto questo percorso con la distribuzione secondaria di Federfarma Servizi e ADF, e questo permetterà di uscire dalla fase emergenziale e passare alla fase post-emergenziale, dove il vaccino arriverà più comodamente presso gli studi o l'UCP dei medici di famiglia o alle farmacie territoriali o alle aziende che stanno vaccinando. Questo è il modello finale che sarà assolutamente a cura della distribuzione civile. Ultimissimo, un altro problema che abbiamo riscontrato è stato quello della registrazione, prenotazione, registrazione e trasmissione del vaccino, perché non tutte le regioni avevano un sistema informatico integrato che permettesse di fare questo. Allora rapidamente nelle regioni, non faccio i nomi, che non avevano questo, abbiamo fatto un accordo con Poste Italiane e abbiamo fornito un sistema che permettesse di prenotare e registrare le vaccinazioni, così che tutte le vaccinazioni confluissero in un database del Ministero della Salute, della struttura commissariale, ma questo perché monitorare costantemente l'andamento delle vaccinazioni ci ha permesso di portare dei correttivi là dove le cose non stavano andando in maniera sperata. Questi risultati ormai li sapete tutti, siamo questo di sabato, abbiamo raggiunto 88 milioni e mezzo di vaccinati, quelle a destra sono le fasce d'età ormai vaccinate quasi al 90%, non è finita la campagna perché stiamo già facendo della platea descritta dal Ministero e dal CTS di 3 milioni circa di cittadini la terza dose. A sabato eravamo già a 741.000 dosi. Questo è un risultato eccezionale per l'Italia perché ci pone nelle primissime posizioni di tutto il mondo, leggermente meglio hanno fatto la Spagna e il Portogallo. Questa spero che diventi il simbolo per tutti quelli che non vogliono vaccinarsi, perché questo è semplicissimo da capire. La curva che sale arancione sono il numero di vaccini che sta aumentando, e la curva blu che si appiattisce sono i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. Velocissimo, questo è il monitoraggio che abbiamo fatto per far ripartire le scuole con un po' più di sicurezza. Il punto nodale, il chiave di svolta è stato trovare il modo di raccogliere il campione in maniera non invasiva per i bambini e per i ragazzi, e questo è stato possibile tramite la raccolta con il tampone salivare. Poi in una prima fase verrà raccolto in collaborazione con personale delle ASL e della Difesa, ma in una seconda fase questo tampone potrà essere raccolto in autotesting dalle famiglie stesse e poi successivamente portato ai laboratori di biologia molecolare. Possiamo concludere con una frase di Annibale del 200 a.C. circa, che disse: o troveremo una strada o ne costruiremo una. Ecco, possiamo dire che tutti insieme, struttura commissariale, conferenza Stato-Regioni, Ministero della Salute, tutti i medici che hanno partecipato e gli infermieri hanno veramente costruito una strada che ci ha permesso, ci sta permettendo di ritornare alla normalità. Grazie. Grazie Generale Rossetti. Chiudiamo questa prima parte con appunto
le varie voci istituzionali che si sono susseguite, che hanno tracciato quindi una fotografia della pandemia in questi 20 mesi, come è stata affrontata nei vari livelli. E ora c'è la parte di presentazione della mostra e della mostra che appunto che verrà presentata, che ha un po' mosso anche tutta la questione legata a questo convegno e poi i seminari che si susseguiranno. Quindi adesso lasciamo spazio alla presentazione della mostra Andrà tutto bene, il coronavirus visto dalla parte con gli occhi dei bambini. Io ringrazio i relatori, ringrazio il professor Rezza, il professor Brusaferro, il professor Palù e il generale Rossetti per questa prima parte. Allora, questa abbiamo sentito dalla voce dell'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, che si è concluso il convegno introduttivo a questo importante evento, la mostra Andrà tutto bene, che raccoglie i disegni dei bambini veneti fatti durante la pandemia. Sembra passato tanto tempo, sembra passato un secolo, invece è cosa solo di pochi mesi fa. Vediamo che è arrivato il governatore Luca Zaia, che sta salutando un po' le persone che hanno partecipato alla prima parte del convegno. Qualche foto di rito fra il convegno e la presentazione invece della mostra vera e propria. Noi siamo sempre sul posto con le nostre telecamere, con i nostri giornalisti, per potervi raccontare meglio, anche perché siamo certi che Luca Zaia parlerà anche di Covid, naturalmente della situazione attuale, di quello che sta succedendo in Veneto, forse qualche dato in più rispetto a quelli che abbiamo. Vediamo il Presidente che sta prendendo posto. Stiamo in doppia finestra per entrare non appena si inizierà a parlare di questa importante iniziativa. Dicevamo comunque, Zaia di solito ci ha abituato che quando c'è una conferenza stampa anche di un altro tema, poi qualche parola all'emergenza coronavirus la si dedica comunque, perché dicevamo che i dati sono comunque in lieve crescita per quanto riguarda l'incidenza, per quanto riguarda i nuovi positivi e gli attualmente positivi. Niente di clamoroso, ovviamente, niente di preoccupante, però qualche dato che cambia c'è. Invece per quanto concerne la sanità è tutto molto molto stabile, non ci sono dati di crescita né per quanto riguarda l'area non critica né per quanto concerne le terapie intensive che restano. Non abbiamo il dato sotto mano, comunque dovremmo essere sotto le 200 persone ricoverate positive al coronavirus sia in area non critica che in terapia intensiva, quindi un numero decisamente basso che non cresce ormai da molto tempo. Poi c'è da parlare dei vaccini, perché potrebbe, e questa è una domanda che faremo al governatore, che faremo poi alle varie US, potrebbe esserci qualche tentennamento per quanto riguarda la campagna vaccinale del Veneto sul versante delle prime dosi. Pare che il numero delle prime dosi sia in diminuzione anche abbastanza forte. Questo potrebbe essere legato al fatto che ormai chi si voleva vaccinare l'ha fatto ed è sempre più difficile ampliare la copertura con le prime dosi, mentre le seconde dosi, le terze dosi booster cosiddetti, proseguono a tutto spiano. Le prime dosi ci sembrano un po' in calo ultimamente. Vedremo se è solo un'impressione o se effettivamente questa è la dinamica di cui parliamo. Allora, siamo sempre collegati con la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista di Venezia, dove il Presidente Luca Zaia, l'assessore Lanzarin, Francesca Russo, Carmela Palumbo e Gianpietro Beltotto presenteranno fra pochissimo questo importante evento, una mostra che raccoglie i disegni fatti dai bambini in Veneto durante la pandemia. Se ce li ricordiamo tutti, magari più o meno il tema era lo stesso. Abbiamo visto tanti arcobaleni, tante famiglie, tante scritte Andrà tutto bene, ognuno disegnava quello che aveva sotto mano in quel momento, quindi probabilmente in un periodo di chiusura familiare la gran parte di queste indicazioni, informazioni, suggestioni per i bambini arrivavano dalla famiglia, quindi famiglie, quindi la mamma, il papà, i nonni. C'è chi ha passato il lockdown con la famiglia allargata, nella quale già
viveva prima, tanti animali domestici, tanti cani, tanti gatti, ovviamente anche tutto ciò rientra in questi disegni, e poi vediamo se riusciamo a vederne qualcuno, ma sicuramente è stato preparato preparate delle slide con qualcuno di questi disegni. Allora vediamo. Foto di rito ancora una volta, dovremmo esserci, ricordiamo, siamo collegati con la scuola. Possiamo cominciare, grazie. Possiamo cominciare, vieni. Allora dopo faccio un po' il collegamento con la parte che abbiamo fatto prima. Abbiamo visto stamattina, moderando con l'assessore Lanzarin, la parte che dal punto di vista delle istituzioni centrali ci ha aiutato come regioni e soprattutto con cui abbiamo collaborato strettamente, quindi il Ministero, l'Istituto, l'AIFA e la struttura commissariale. Adesso continuiamo il nostro percorso con questo intervento col Presidente, la scuola e il curatore della mostra, il dottor Bertotto, per inserire e per condividere con voi il percorso che vogliamo portare avanti e che abbiamo avviato con questa giornata tecnica in cui abbiamo fatto il punto della situazione e continueremo poi nel pomeriggio con 2 tavole rotonde. Quindi Presidente, se vuole... Non ci sia il video prima. Ah, ecco, c'è un video. Saranno esposti i disegni, i bimbi che non hanno fatto avere i disegni li possono portare e li esponiamo, e quelli che non hanno fatto i disegni a casa e vogliono fare un disegno vengono lì e disegnano lì e esponiamo il disegno. Io voglio che resti consolidato che questa tragedia, chi l'ha vissuta sono stati i giovani e tutti quelli che comunque hanno perso 16 mesi di libertà da adolescenti o da bimbi. Sì, Presidente, se vuole illustrare questa mostra. Sì, sarò anche molto breve. Buongiorno a tutti innanzitutto. Mi permetto, non si offendano tutti gli altri, ma di salutare delle persone. Saluto il professor Rezza, il professor Palù, il professor Silvio Brusaferro, il generale Rossetti che ho salutato anche prima. È andato? E poi ovviamente tutti i sindaci delle città capoluogo, perché come avete capito la mostra è una mostra itinerante, una mostra, peraltro valutando le location direi che sarebbe il sogno di ogni artista riuscire ad avere i salotti buoni di tutte le città per la propria mostra personale. È stata una grande sfida, per me anche un po' di emozione, perché poi non vi nego che oggi incontro per la prima volta delle persone di persona con le quali abbiamo avuto rapporti, penso al professor Rezza, al professor Silvio Brusaferro, in particolar modo il professor Palù l'ho incontrato molte volte di persona, però per me il coronavirus è iniziato con questi interlocutori che oggi incontro, quindi un saluto veramente di cuore e ovviamente anche a tutti voi.
È stata una tragedia, forse varrebbe la pena di iniziare a riavvolgere il nastro e dire non è ancora finita, così evitiamo che qualcuno pensi che stiamo celebrando i festeggiamenti, no? Però era anche la volontà di dire che ci eravamo presi un impegno con i bimbi. Questa è una regione, e lo diciamo senza dubbi e senza remore, che si è occupata fin dal primo giorno dei bimbi. Io ho vissuto una piccola tragedia da bambino, perché nei miei territori ci fu lo spauracchio della trazzina nelle acque e io avevo penso 6 o 7 anni, e mi ricordo che allora non c'erano informazioni alle quali possiamo accedere oggi in tempo reale, e mi ricordo che pensare che l'acqua del rubinetto non la potevi più bere, eri un bambino, no? Che c'era comunque un mostro all'interno dell'acqua che ti poteva uccidere, e che comparivano nei centri dei nostri piccoli paesi le autobotti mai viste per andare a prendere l'acqua, e ho detto io penso che i bimbi con il coronavirus qualche guaio ce l'abbiano, no? E allora abbiamo iniziato a parlare tutti i giorni ai bambini. Il risultato qual è stato? Che abbiamo scoperto di avere un popolo di artisti, sono arrivati più di 1300 disegni, e devo dire che i disegni non sono arrivati a seguito di un appello, i disegni sono comunque arrivati. A quel punto, quando ci siamo ritrovati un vero magazzino pieno, perché forse dovremmo divulgare anche le foto di quello che era il magazzino dei disegni, abbiamo capito che avevamo 1300 disegni, abbiamo capito che avevamo più di 320 lettere, e poi le opere, perché qualcuno si è anche dato da fare, hanno iniziato a fare lavoretti più o meno piccoli, anche qualcuno gigantesco, perché ci hanno portato persino una vacca fatta in cartapesta, quasi a dimensioni reali, diciamo poco più grande di un vitello, ma con la volontà di esserci. Non posso non ricordare, lo dico così simpaticamente, il bimbo che mi ha mandato 9 uova, mi ha precisato una lettera feconde. E io ho invitato tante volte le poste italiane, no? Che magari si fanno anche, magari investono anche per avere delle idee strategiche per promozionare le poste italiane. Mi sono arrivate per posta, con un pacco normalissimo, uno ha detto cos'è, c'era una bomba dentro, 9 uova, accompagnate da una lettera nella quale in maniera minuziosa, proprio Veneto di OCG, con tutti i passaggi, mi ha detto se tu parti da qui e arrivi a questo punto, comprando questa incubatrice, mi ha messo anche la marca, ti nasceranno i pulcini. Ho detto procediamo, l'abbiamo fatto in diretta, i pulcini sono nati, fra 9 uova, 3 me le ha segnate, ha detto queste sono per lei, le può mangiare perché non sono feconde. Capite che questi ragazzi sono veramente un patrimonio per noi. E poi abbiamo scoperto, se vi interessa, che c'è questo hobby tra molti bambini, perché poi se ne è aggiunto un altro di bambino, non c'è stato solo Sebastiano, anche un altro, che ha detto ma anch'io ho le uova feconde, e quindi anche lui ci ha mandato le sue uova. Quindi abbiamo scoperto che abbiamo dei bimbi che comunque si dilettano a far nascere i pulcini in casa, magari anche creando le incubatrici con il sistema del fai da te, quindi con una sorta di creatività che è unica. Da lì per dire cosa? Per dire che ci eravamo impegnati con i bambini del Veneto e con i ragazzini del Veneto per mettere in mostra i loro lavori. Non lo abbiamo fatto nell'autunno-inverno 2020-2021 per ovvi motivi, perché l'infezione era comunque importante. Lo facciamo oggi non con l'idea di dire finisce qui, ma andrà tutto bene, nel senso che siamo sicuri che ne usciremo, però dobbiamo ancora avere molta attenzione. Lo dico perché i bambini poi ci seguono in diretta e guardate, io ho fatto un esempio in questi giorni. Quando all'inizio degli anni 90 si è parlato di raccolta differenziata, e la grande sfida che ha colto il Veneto è quella di aver avuto l'intuizione di non parlare agli adulti che comunque erano abituati a prendere il tal quale dei rifiuti e cacciarlo nel cassonetto, ma di parlare ai bambini nelle scuole. Sono stati loro i primi educatori dei genitori, cioè la cultura della raccolta differenziata entra nelle case dei veneti tramite i bambini delle elementari, ricettivissimi ai messaggi, e quindi lì a controllare, come è accaduto, altra grande campagna che abbiamo fatto in Veneto per l'uso delle cinture di sicurezza. Papà, mettiti la cintura. Quante volte l'abbiamo sentita questa frase? E qui ancora una volta i bimbi sono stati il nostro portabandiera. È stata dura, sono stati 20 mesi, sono 20 mesi comunque di alti e bassi. Io guardavo le cure in questi giorni, la dottoressa Russo, che ringrazio, mi ha dato
modo di vedere l'ultimo report. Oggi peraltro noi abbiamo 234 persone ricoverate, delle quali 31 in terapia intensiva. Tra l'altro abbiamo avuto anche un buon calo delle terapie intensive, perché siamo passati da quasi 54, 53 a 31. L'80% dei ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati. Se oggi abbiamo iniziato una fase nuova, mi perdoneranno i professori che sono qui, che sanno tutto di virus, secondo me sanno anche più di quello che dovrebbero sapere del virus, e se abbiamo iniziato una fase nuova che io chiamo della convivenza, loro la definiscono endemica, no? Mi sembra che si dica, è perché comunque la vaccinazione ci ha aiutato a fare questo. L'84,3% dei veneti questa mattina risulta ad aver intrapreso un percorso di vaccinazione con una dose, 2 dosi, oppure con la prenotazione. Io penso che questo sia fondamentale. Vedevamo ieri dei dati, non so se ne avete parlato stamattina, il vaccinato in Veneto, dati nostri, ufficiali, ha 6 volte la possibilità in meno di infettarsi. Quindi questa azione sterilizzante del vaccino un po' c'è, immagino che si intraveda, come spesso dice il professor Palù, no? Se si può definire sterilizzante, insomma, che ti crea un minimo di barriera. Dall'altro però c'è un altro aspetto, che l'8,6%, scusatemi, 8,6 volte in meno la possibilità, sempre per il vaccinato, di finire in ospedale. Questi sono dati ufficiali. La vaccinazione è volontaria, rispettiamo la volontà di tutti, ma abbiamo l'obbligo morale di garantire la vaccinazione a chi la vuole assumere il vaccino. Questi sono dati che voglio comunicare ufficialmente. Io non ho altro da aggiungere, se non ringraziare tutti i miei collaboratori, veramente tutti, con un abbraccio virtuale. Molti sono qui, altri non sono qui, perché è stato un lavoro di squadra, ed è un lavoro di squadra, non è finito. Noi siamo un po' preoccupati per le terze dosi, perché comunque vorremmo far molto di più. Abbiamo le 30.000 ospiti nell'RSA che comunque devono essere rivaccinati, gli operatori sanitari, e poi adesso stiamo anche attendendo eventuali pronunciamenti rispetto alla terza dose sugli under 60 e tutto quello che sarà. Ringrazio anche i collaboratori più stretti che ho avuto, che sono l'assessore Lanzarini e l'assessore Bottacin, che poi sono stati con me sempre alla protezione civile. Noi abbiamo fatto, questo ve lo vorrei dire, noi abbiamo fatto oltre 500 appuntamenti quotidiani per parlare ai veneti, e penso che l'azione di accompagnamento di un'informazione pulita, non drogata da ideologie, ma pulita, a volte anche cruda. Noi abbiamo avuto delle giornate che alzavamo cartelli con 190 morti al giorno, cioè pesavano quei cartelli. Abbiamo parlato di diagnostica, abbiamo parlato di buttare spesso il cuore oltre l'ostacolo, di ordinanze sicuramente coraggiose, soprattutto nella prima fase. Penso che a livello nazionale non si dovrebbe abdicare a questo ruolo di fare una campagna di informazione, da un lato pulita rispetto alla vaccinazione, siamo in regime di volontarietà e quindi non dico promuovere i vaccini, ma quantomeno parlare dei vaccini e spiegare cosa sono i vaccini. Da noi, per dire, i ragazzi dai 19 ai 29 anni si sono vaccinati pesantemente, hanno passato, adesso non ricordo il dato, penso, insomma sono dati alti, molto alti, addirittura superando anche i 40-49 anni. Però qual è il dato? Che se trovo un ragazzo che non si è vaccinato, noi abbiamo somministrato circa 7.162.000 dosi, se trovo un ragazzo che non si è vaccinato, spesso mi dice: non mi sono vaccinato perché il vaccino rende sterile. Non mi sono vaccinato perché poi i guai ce li avrai fra qualche anno. Non mi sono vaccinato perché si attacca la calamita al braccio. Allora io penso che sia fondamentale, da un lato, parlare in maniera scientifica ed è fare un'informazione ad ampia divulgazione di quello che è questa partita, e dall'altro bisogna mettersi d'impegno anche rispetto alle fake news. Noi non possiamo abdicare al ruolo di informazione e delegarlo ai social media, che senza alcun filtro parlano direttamente ai cittadini. I risultati li abbiamo visti e purtroppo se alcune sfide non sono state colte fino in fondo è perché questo è quello che è accaduto. Quindi a livello nazionale non bisogna abdicare al ruolo dell'informazione.
Lo dico perché oggi il coronavirus che mette il germe, domani può essere un altro piano di sanità pubblica o un'emergenza nazionale. Di questo passo finirà che punteremo alla selezione naturale. Tra l'altro posso annunciarlo, che con forza ho voluto far fare uno studio, spero ce l'avremo per la prossima settimana, disegnando uno scenario di selezione naturale, con tutti i dati che abbiamo. La domanda che io faccio al mondo scientifico, alla dottoressa Russo, è questa. Se avessimo semplicemente tenuto aperti gli ospedali, senza preoccuparsi di nulla, aspettando al pronto soccorso quello che sarebbe accaduto, ditemi cosa sarebbe accaduto e quale sarebbe stato lo scenario. Perché insomma, se è una semplice influenza, allora è meglio che ci guardiamo negli occhi e ne parliamo fino in fondo di questa partita. Ecco, noi saremmo pronti a presentarvi questo scenario. Io lo definisco della selezione naturale, un po' improprio, perché poi l'ospedale i primi li avrebbe sicuramente curati e presi in carico. Il problema è capire a che punto poi non avremmo più preso in carico nessuno. E la cosa che mi manda, e chiudo perché se no sto qua tutto il giorno a dire tutte robe che mi fanno arrabbiare, la cosa che a me non riesco a digerire è l'idea che non si riesca a capire che se è vero da un lato che il 95% dei contagiati si possono curare a casa e si sono curati a casa, noi abbiamo avuto 470.000 contagiati ufficiali, poi non so quanti ne abbiamo avuti non censiti, asintomatici, che andavano in giro a infettare senza saperlo. Dei 470.000, 25.000 li abbiamo curati in ospedale, ma perché avevano bisogno dell'ospedale, ma a casa noi li abbiamo curati. È ora di finirla con questa farsa di dire che non ci sono le terapie domiciliari. Da noi c'era anche l'ossigenoterapia domiciliare. Quindi i direttori generali, vedo il dottor Flore e tutti i direttori generali, si sono dati da fare per questo. Allora, se è vero questo e se è altrettanto vero che una quota del 5, 6, 10% quello che sarà ha bisogno di un ospedale, di una struttura organizzata, è altrettanto vero che io trovo strano che ancora non si capisca che il problema non è che si possono curare a casa, il problema è che quelli che non si possono curare a casa bloccano l'intera sanità e ci mandano in tilt il sistema. Dico solo questo perché noi stiamo ancora combattendo a livello primordiale per discutere di queste cose. Non aggiungo altro, ringrazio ovviamente la dottoressa Palumbo come ufficio scolastico regionale, il dottor Beltotto in qualità di presidente del Teatro Stabile del Veneto, che poi ci ha fatto da coordinatore per questa mostra, e tutti quelli che hanno lavorato. Grazie e buongiorno. Allora, mi aggiungo al Presidente che insomma, vi rubo 5 minuti per concludere e per completare il quadro che avete visto nel video e quindi della mostra che il Presidente ha avuto l'idea e anche la forza di portare avanti insieme a noi. Abbiamo detto prima, oggi è la prima giornata che abbiamo aperto con questo seminario, questo confronto scientifico. La mostra è itinerante in queste sedi importanti che sono state individuate ed è coordinata dal dottor Beltotto di Padova, però abbiamo voluto accompagnare alla mostra con un percorso che è un percorso scientifico. Quindi in ogni sede dove ci sarà la mostra, dove si terrà la mostra e rimarrà in quella sede per 2 settimane, stiamo organizzando in ogni sede un seminario scientifico che contestualizzerà la pandemia e quindi i colleghi del territorio di Padova, di Verona, di Vicenza, di Venezia, poi uno ce l'abbiamo, 2 li faremo probabilmente a Vicenza perché abbiamo 2 aziende ULSS e l'ultimo lo facciamo a Vo, lì contestualizzeremo il ruolo della sanità, ma non solo della sanità, perché vogliamo vedere questa pandemia con gli occhi anche della parte del sociale, della parte della fragilità, della parte del
del disagio che si è vissuto e che ognuno ha vissuto nel fronteggiare questo grosso problema, questa pandemia, questa situazione che ci ha trovati, insomma, veramente, soprattutto da un punto di vista emozionale, indifesi. Quindi vogliamo dare la possibilità e contestualizzare in ogni territorio quello che è successo e soprattutto come i colleghi del territorio che sono oggi qui lo hanno affrontato con tutti gli altri che nel frattempo sono presso le sedi e stanno lavorando. Quindi faremo questo percorso accreditato. Tutti quelli che vogliono partecipare, i colleghi, insomma, che hanno lavorato sul territorio e sull'ospedale e in ospedale e anche in altre strutture, potranno partecipare a questo percorso che quindi accompagnerà la mostra in tutte le sedi. E poi abbiamo un'altra parte molto importante che è la scuola, perché in questa mostra da chi sarà vista? Principalmente l'abbiamo pensata per trasmettere un contenuto emozionale, come diceva il Presidente, ma anche un contenuto educativo che permetta ai bambini delle scuole, e la dottoressa Palumbo adesso, se vuole, può dire insomma 2 parole, ma anche ai genitori che vanno con i bambini, perché come ha detto il Presidente i bambini fanno da volano ai messaggi che arrivano ai genitori e fanno sì che questo messaggio passi per tutte le età. Quindi abbiamo pensato di strutturare un percorso che, partendo da questa idea dell'emozione trasmessa attraverso i disegni, permetta a tutti di raccontarsi e di vedere la pandemia con gli occhi di tutti quelli che sono stati protagonisti, non protagonisti, cioè coloro che hanno fronteggiato questa pandemia con il proprio lavoro, ma anche con la propria emozione e col proprio disagio. Quindi questo è quello che vogliamo portare con questo percorso lungo, e speriamo di farlo, ma anche con la scuola. E se la dottoressa Palumbo ci vuole dire, grazie. Allora, grazie. Io penso che questa iniziativa diciamo sia assolutamente opportuna e intelligente, direi quasi doverosa verso il mondo, lo diceva prima il Presidente, verso il mondo dei bambini e degli adolescenti. Se ci pensiamo bene, i bambini e gli adolescenti sono stati quelli che hanno sofferto meno le conseguenze fisiche, si sono ammalati di meno, ma soprattutto in modo meno grave di questa pandemia, di questa malattia. Ma dal punto di vista psicologico sicuramente la fascia dell'adolescenza e quella dei bambini è quella che credo abbia veramente sofferto di più. Lo stiamo vedendo soprattutto adesso che ne stiamo, diciamo così, uscendo. Forse l'attenzione il primo anno, dopo quel febbraio-marzo, adesso si sta aprendo di più. Questo credo sia, anche questa mostra sia l'occasione per aprire proprio una luce, no? su queste tematiche. Se ci pensate bene, di colpo all'inizio della primavera del 2020 bambini e adolescenti si sono trovati senza punti di riferimento fondamentali. Da un lato la famiglia. Perché dico questo? Perché hanno scoperto che anche nella famiglia è sorta incertezza, insicurezza, paura, magari perdita del lavoro, malattia, i nonni malati. Quindi hanno visto nella famiglia, diciamo così, situazioni anche di incertezza e insicurezza, e nello stesso tempo hanno perso quella loro abitudine, quel loro costume, no, di frequentare la scuola con tutto ciò che ne comporta a livello di apprendimenti e di socialità. Quindi tanti punti di riferimento sono venuti meno per loro. Quindi penso che questo moto spontaneo, questo movimento che c'è stato, no, di questi disegni che sono affluiti, disegni scritti che sono affluiti verso la regione, io mi sono chiesta proprio come mai, cioè questo movimento così importante, così anche spontaneo dei nostri bambini. Ma sicuramente uno dei motivi
innegabile il carisma naturale del nostro Presidente Zaia, ma credo che non ci sia solo questo, ci sia di più, ci sia stato il bisogno anche per questi piccoli cittadini di ancorarsi a qualche punto di riferimento forte. In quel momento per tutti noi cittadini diciamo che la Regione ha rappresentato questo, ha rappresentato un punto di riferimento con le sue strutture, con le sue indicazioni che venivano a tutti noi, e lo è stato anche per questi piccoli cittadini. Quindi grazie, e grazie anche per aver dato i salotti buoni delle città a questa mostra. Noi in questo periodo stiamo diciamo in base anche a una convenzione che abbiamo con l'Ordine degli Psicologi del Veneto, con la quale stiamo lavorando molto bene, stiamo anche intervenendo nelle scuole in modo assolutamente delicato e appropriato, e perché le ferite dell'anima ci sono, le dobbiamo curare in fretta nei nostri bambini, nei nostri adolescenti, e credo però che avere questa testimonianza, capitalizzare questo complesso di disegni, di scritti, e come sappiamo i disegni in particolare sono il modo più spontaneo e immediato, naturale, no? Di esprimere sentimenti, emozioni, paure, poi è una forma espressiva che col tempo si lascia, la gran parte delle persone lasciano, ma nei bambini è una modalità molto immediata e diretta. Credo che capitalizzare tutto ciò e portarlo in una mostra itinerante dove andranno molto le scuole, ma io mi auguro che vadano anche i genitori, le famiglie, sia davvero importante. Ecco, è tracciare un pezzo della storia di questi anni, un pezzo importante della storia di questi anni. Grazie. Dottor Beltotto, che è curatore della mostra. Buongiorno a tutti. Vi do soltanto qualche elemento operativo, insomma, chi, come, dove, quando e perché. La mostra intanto è stata inventata dall'architetto Adriani, non ci ho messo niente di mio, chiunque mi conosca si metterebbe a ridere se pensa che non ci sono messo a disegnare cose. Quindi grazie all'architetto Adriani che ha fatto un lavoro eccellente e ha coinvolto una grande azienda come la 3B di Salgaredo e per gli allestimenti una grande azienda anche qui veneta che è quella di Michele Tosetto. Vi dico queste cose perché tutto questo lavoro che voi vedrete se andrete a vedere la mostra è gratuito, cioè, lo hanno regalato alla Regione, quindi noi ringraziamo di cuore. Come ringrazio di cuore, visto che è qui il Presidente Pozza, perché i primi a rispondere alle esigenze finanziarie di una mostra così complessa, perché vedrete che è un circuito piuttosto complesso che hanno messo in piedi, è stato il sistema camerale e la Camera di Commercio di Padova in particolare. A loro va il mio grande ringraziamento, perché stiamo cercando naturalmente e siamo addirittura d'arrivo per altri sponsor istituzionali, ma mi ero impegnato col Presidente Zaia di trovare istituzioni, perché una mostra così è evidente che non ha nulla e non può avere nulla di commerciale, il che metteva qualche difficoltà, diciamo, nel reperire danari. Una parte fondamentale di questo lavoro è stata fatta con i comuni. Tutti i comuni del Veneto, tutti i sindaci del Veneto hanno risposto con una generosità straordinaria. Una mostra che si svolga nei luoghi centrali della nostra regione, delle città, è un unicum. Io non ho memoria di una cosa di questo tipo, e dire che sono vecchio, come direbbe il Presidente Zaia, quindi, ma non ho memoria che ci sia stata una collaborazione così intensa. Tutti sanno della mia lotta contro i campanilismi. Ecco, questo è un caso di scuola, è un caso in cui i comuni hanno dimostrato che lavorando insieme si può ottenere un risultato straordinario.
Ecco, 2 parole solo su quello che troveremo. Siamo nel posto giusto per dirlo. Quando frequentavo al primo anno dell'Università Cattolica ho capito che non esisteva cultura alta e cultura bassa, che era una grande fregatura che ci avevano dato, e dentro la fregatura ci sta il fatto che molti anche di quelli che hanno una certa età continuano a dire non vengo a teatro perché non sono colto. Il teatro l'hanno inventato i contadini, quindi non c'era proprio niente di colto. A teatro c'andava mio nonno che faceva il tranviere a Roma con 5 figli, non c'è niente di colto nella Traviata o nelle cose che fa il teatro. E questa mostra dimostra con grandissima evidenza che il significato della cultura, che è memoria delle generazioni e speranza di quello che viene dopo, è esattamente quello che ci hanno dato i nostri bambini. Che poi sia passato per Zaia è, come dire, una fortuna in più per Zaia, per le istituzioni. Perché? Perché in un momento in cui tutti stanno sparando a pallettoni contro le istituzioni, i bambini invece ci stanno dimostrando che non è così, che quando le opinioni svaniscono, quando smettiamo di insultarci, rimangono le istituzioni. E loro, in modo assoluto, come diceva la professoressa Palumbo, con un moto spontaneo, si sono rivolte alle istituzioni e hanno scritto alle istituzioni. E noi adesso, io, piccola istituzione, itinerante sul territorio, con le grandi istituzioni del comune e con il coordinamento della regione, sto dando una risposta tutti insieme ai bambini che dicono si ricomincia o no, e gli stiamo dicendo sì, si sta ricominciando. E di questo, se non sentiamo un minimo di emozione, non abbiamo più neanche l'anima, non ci ricordiamo più neanche che cosa ci abbiamo qui dentro. Quello che ho visto in questi disegni è il futuro della nostra civiltà. I bambini ci stanno dicendo che si può fare, che ce la possiamo fare contro le fake, come diceva il Presidente, tutto quello che ci sta facendo incazzare. Beh, i bambini ci stanno dicendo guardate che ce la facciamo. E allora fare questa cosa e farla finire con una festa, perché tutti questi mesi di lavoro finiranno con una festa a Vo di 3 giorni. Finire questa cosa con una festa è dire dai bambini che ce la facciamo. Grazie, arrivederci. Sì, chiusura, nel senso che questa è una conferenza stampa, ringrazio ancora tutti i presenti. C'è una richiesta da parte dei giornalisti di avere la possibilità di fare alcune domande, ma anche di integrare il tavolo, se c'è la vostra disponibilità, del professor Brusaferro, del professor Palù e del professor Rezza, quindi integriamo il tavolo e chiedo di fare delle domande. Siete a disposizione? Prego, venite. Cediamo il posto. Sì, noi andiamo. Sì, magari accomodatevi. Sì. Resta Beltotto per l'organizzazione. Prego, accomodatevi. Ovviamente ragazzi, roba veloce, stasera avevamo anche altro da fare. Prego. Togliamo i cavalieri. Posto. Via. Accomodate, prof. Prego. Professor Palù qui. Prego, domande veloci. Nome e cognome e testata. Prego. C'è un microfono portatile, per favore? Grazie. Buongiorno a tutti, io partirei con un input che ci ha dato il Presidente Zaia alla fine del suo intervento, ma anche con un input del Professor Palù. Approfitto della presenza dei professori Rezza e Brusaferro per chiedere lumi sulla terza dose per gli under 60, cioè se è prevista, ci state pensando, quando, eccetera. E l'altra cosa importante che ha detto il Professor Palù è
I monoclonali sono gli antivirali più potenti, purtroppo però li stiamo usando poco. Allora risulta, almeno dai dati che ci ha fornito il Ministero della Salute, che nei frigoriferi delle regioni ci siano 60.000 confezioni di monoclonali ferme. Addirittura la Lombardia ne avrebbe regalati circa 5.000, se non ricordo male, alla Romania. Ma sono in scadenza, quindi volevo chiedere perché non si usano ed eventualmente se possiamo regalarli a chi li usa. Grazie. Grazie. Michela Nicolussi Moro, Corriere del Veneto. Vuol dire che non te mi ascolti, Presidente, sai che mi emoziono, quindi grazie. Prego. Monoclonali e terza dose. Sulla terza dose, allora diciamo che ci sono due tipi di terza dosi. La dose aggiuntiva per gli immunocompromessi, quella è stata sdoganata immediatamente, perché sono persone che hanno bisogno evidentemente per completare il ciclo primario di un'ulteriore dose, perché rispondono di meno al vaccino. Dopodiché, per quanto riguarda invece la cosiddetta terza dose di richiamo, allora in questo caso si è pensato innanzitutto sulla base degli studi effettuati soprattutto in Israele, negli Stati Uniti, laddove si è cominciato a vaccinare prima, parlo soprattutto di Israele, no? Quasi tutta la popolazione è stata vaccinata in 2 o 3 mesi all'inizio dell'anno. Allora si è pensato innanzitutto di coprire le persone chiaramente più a rischio, anche perché le persone a maggior rischio hanno quasi tutte completato il ciclo primario più di 6 mesi fa. Per cui sono le prime a dover essere rivaccinate anche per un motivo semplicemente temporale, cronologico. Dopodiché adesso si sta valutando se e quando, soprattutto quando, andare a effettuare una dose di richiamo alle persone più giovani. Naturalmente che sono state vaccinate per la maggior parte a ridosso dell'inizio dell'estate, quindi c'è ancora un po' di tempo per prendere delle decisioni sulla base anche delle evidenze scientifiche che si accumuleranno, quindi ecco, in questo momento si sta valutando. Grazie professor Rezza. Anticorpi monoclonali, prego. Sì, sono farmaci molto efficaci perché bloccano, neutralizzano proprio la proteina che permette al virus di entrare nella cellula. Quindi si è visto anche comparativamente avere un'efficacia maggiore di alcuni antivirali che non sono ancora approvati per uso clinico. Come tutti gli antivirali, questa è una storia che vale per virus erpetici, per il virus influenzale, per i paramyxovirus, sono efficaci se dati in fase precoce, cioè normalmente nelle 72 ore dai sintomi il massimo di efficacia. Si è visto però dai studi, soprattutto condotti negli Stati Uniti, che anche una certa popolazione di soggetti già ricoverati, quindi che avevano superato quella fase iniziale e quindi erano ricoverati o in rianimazione o in reparto medico e anche in condizioni gravi e severe, i monoclonali erano efficaci a una condizione che questi soggetti fossero sieronegativi. Quindi il significato della terapia diciamo precoce, ma anche in un soggetto che non ha difese immunitarie. Ci sono studi che dimostrano anche che possono essere utilizzati per prevenire, o meglio, quello che ci può essere il contagio in ambiente dove questo familiare o assembramento, quindi a livello profilattico. Ecco, ricordo che c'è sempre stata una differenziazione tra sieroterapia, ricordiamo anche il primo Nobel di von Behring sul Corynebacterium diphtheriae, no? Contro una tossina della difterite e poi del tetano, quindi noi li usiamo gli anticorpi anche in profilassi, quando magari ci procuriamo una ferita, magari con materiale che può contenere delle spore, quindi facciamo anche la sieroprofilassi. Però ecco, quindi possono essere usati per terapia e per profilassi. Il fatto che non si siano usati estensivamente ha anche questo significato, direi questa è una lezione della pandemia.
Non si sono usati perché al momento quelli che vi ho mostrato, quelli autorizzati, compreso l'ultimo GlaxoSmithKline, che è un monoclonale molto efficace anche in monoterapia, di solito avete visto che sono combinazioni perché colpiscono la proteina S non solo nel sito che lega il recettore ma anche in siti che si può dire allosterici, che collaborano nella funzione della proteina, quindi la bloccano in tutte le sue espressioni. Però ecco, dicevo, il fatto che non si siano così utilizzati è perché c'è anche una certa difficoltà, vanno somministrati endovena, quindi è difficile fare, non c'è quasi più il medico di medicina generale che ti fa un'endovena a casa e poi dopo un'ora ti osserva che non hai un effetto collaterale. Quindi in ambiente ospedaliero è più facile eseguire ciò e questo dal punto di vista logistico è uno svantaggio. Quindi adesso avremo anticorpi monoclonali che possono essere somministrati intramuscolo e addirittura sottocute, per cui ci sarà la possibilità che sia il medico, come diceva prima il Presidente, le terapie domiciliari potrebbero essere fatte con i monoclonali, come con i nuovi farmaci che si somministrano per OS. Però tutto questo richiede una riforma, un'innovazione del nostro sistema sanitario. Puntare sulla medicina generale vuol dire fornire ai medici di base i sistemi diagnostici, perché se faccio la diagnosi in tempi rapidi posso applicare la terapia. Oggi questo non è ancora possibile, quindi bisognerà ripensare, ma questo non spetta a me, ma lo dico come lezione, alla riformulazione di quelle che sono anche le basi della medicina generale e dell'assistenza territoriale. Ci sono soldi previsti nel PNRR, ma è una riforma che deve essere prima di tutto culturale, quindi formare, come ho messo nella diapositiva, una continuing medical education in malattie infettive. Ricordiamo che non si muore più, si muore prima di cardiovascolare, di tumori, di malattie infettive, ma fino ai primi del Novecento il 55%, 60% della mortalità anche negli Stati Uniti era dovuta a malattie infettive e lo è tuttora nei paesi in via di sviluppo e la pandemia ci ha insegnato questo. Quindi logistica va ripensata, però vanno sfruttate. Se io oggi mi prendessi per caso, dopo la vaccinazione anche no, vorrei essere trattato con anticorpi monoclonali. Okay, quindi ecco, credo sia una questione logistica che va risolta, ma in prospettiva va vista anche come possibilità di cure a domicilio, riformando adeguatamente il sistema. Sì, grazie. Vista dal lato del cantiere, noi utilizziamo metà degli anticorpi monoclonali che si utilizzano a livello nazionale. Noi abbiamo notato che il problema è l'ingaggio del paziente e quindi per ovviare a questo problema, visto e considerato che ormai si possono praticare queste cure a tutti i cittadini, non solo gli over 65 con comorbidità e tutta la storia che sapevate, abbiamo oggi adottato, lo dico anche ai prof che sono qui, una modalità per cui al tampone positivo c'è una frase nel referto nel quale dice: lei può sottoporsi alla cura con gli anticorpi monoclonali, chiami subito questo numero perché lo deve fare entro 5 giorni. Quindi questo ci permette di essere più performanti, però il tema dell'ingaggio è il vero problema. 3 domande, se no chiudiamo. Ancora. Una domanda? Scusa. Lasciare fare. Filippo Tosato al Mattino. Buongiorno. Una domandina facile. Prima l'accenno al virus che muta e all'obiettivo di raggiungere l'immunità di gregge mi ha ricordato un attimo il paradosso di Achille e della tartaruga. Non è che il carattere mutante del virus farà sì che l'obiettivo di arrivare a una copertura sufficiente si allontani sempre di più e diventi una scadenza sempre più lontana? La domandina facile poi è questa: pare di capire che il raggiungimento di una copertura ritenuta sufficiente è la condizione per superare il Green Pass. Una previsione ragionevole in base agli elementi di fatto disponibili oggi è possibile? Grazie. Professor Brusaferro, prego.
Allora, la domanda che lei pone in qualche modo durante queste relazioni credo abbia trovato tutti gli elementi per la risposta. Noi sappiamo che questi virus mutano, continuano a mutare e la mutazione di fatto si selezionano quelle mutazioni che sono più performanti. L'ha spiegato bene anche il professor Palù nelle sue diapositive, mostrando che le mutazioni oggi possono avvenire e perché c'è maggior capacità di trasmissione, quindi una maggior trasmissibilità, o perché ovviamente possono creare quelle che ci preoccupano e quelle che possono creare maggior danno dal punto di vista della salute, o comunque l'ulteriore elemento importante che dobbiamo vedere è quello, la capacità di evadere la risposta immunitaria. Per questo noi abbiamo un sistema di monitoraggio. Oggi i dati di cui disponiamo sono che le varianti che circolano, sebbene abbiamo visto la alfa, la delta, che progressivamente si sono selezionate in maniera competitiva anche per la loro capacità maggiore di trasmissione, hanno ridotto leggermente la capacità di risposta immunitaria, ma che rimane molto elevata, come avete visto per quanto riguarda l'infezione, e rimane comunque, supera abbondantemente il 90% per quanto riguarda gli effetti della salute. Quindi in questo momento l'obiettivo principale per mantenere bassa la circolazione, anche con tutte le attività che stiamo facendo sostanzialmente, anche con tutta la mobilità che abbiamo ripristinato, è quello di avere sempre più alto il numero di persone immunizzate, soprattutto anche nelle fasce di età. L'abbiamo detto prima, l'ha ribadito anche il Presidente Zaia, le fasce di età più giovani stanno rispondendo molto bene. Abbiamo una quota di persone over il 50 che è più esitante, però sono anche le persone che purtroppo, se contraggono l'infezione, rischiano di più di avere delle complicanze. L'altro passaggio è che una volta raggiunta la copertura immunitaria questa deve essere mantenuta nel tempo, ed è il ragionamento della terza dose o comunque dei rinforzi che sono stati prima fatti. Quindi in sintesi, noi abbiamo una condizione oggi di circolazione virale che è sotto stretto monitoraggio in Italia, ma a livello internazionale. Avete visto anche nelle slide, abbiamo mostrato anche il quadro internazionale come si sta evolvendo. Abbiamo una situazione in cui i vaccini di cui disponiamo sono efficaci nella prevenire la diffusione dell'infezione e soprattutto nel prevenire la probabilità che, se una persona si infetta, abbia delle conseguenze sanitarie importanti. Abbiamo una risposta straordinaria della popolazione, ma serve proprio per mantenere i risultati che abbiamo, serve completare questa cosa e allo stesso tempo proteggere le categorie più fragili. Quindi io credo che se andiamo avanti in questa prospettiva, cioè completando, raggiungendo anche quelle fasce di popolazione che oggi magari sono un po' più esitanti, sono più, hanno delle paure sostanzialmente, ma che, se andiamo a guardare i dati, anche ne abbiamo presentati alcuni oggi, sono dei risultati assolutamente spettacolari. Vorrei sottolineare un fatto. Il professor Rezza nella sua lettura introduttiva ha mostrato la storia delle pandemie e abbiamo tutti sottolineato come in questo contesto dico Venezia, la Serenissima, si sia sviluppato in qualche modo e messo a punto anche il sistema di risposta. Credo che quello che viviamo oggi è un evento straordinario, è la prima volta nella storia dell'uomo che l'uomo riesce attraverso i vaccini a modellare una pandemia. I risultati che oggi abbiamo sono dovuti anche a questa scoperta e, permettetemi di sottolineare, al metodo scientifico. Il metodo scientifico ci aiuta a uscire. Ovviamente poi dalle scoperte scientifiche c'è il problema della traslazione produttiva, eccetera, eccetera, però oggi quello che ci consente di guardare a quanto diceva il professor Palù sugli anticorpi monoclonali, è il metodo scientifico. Credo che applicare questo metodo scientifico e coglierne la ricchezza e la potenza nelle nostre scelte individuali e sociali sia in qualche modo la chiave di lettura. Grazie, anche qua ne abbiamo ancora tanti che seguono Aristotele. Stampa, prego, Presidente. Alda Vanzan, Gazzettino. Alda Vanzan, buongiorno. Volevo chiedere al professor Palù, i vaccini sono sempre gli stessi proprio perché c'è questo variare del virus, ci sono tutte queste varianti, in tanti si chiedono forse il primo vaccino non è più valido, e quindi la domanda che le pongo: c'è bisogno, secondo lei ci sarà bisogno di un tagliando? Poi molti vostri colleghi che partecipano a tantissime trasmissioni televisive hanno detto che chi ha fatto il vaccino Johnson & Johnson avrà bisogno della cosiddetta dose booster dopo 2 mesi anziché 6. Volevo chiedere
quant'è il periodo esatto di attesa per il booster. Grazie. Allora, vaccini e varianti, la tecnologia dell'mRNA è vincente anche per questo, perché se vi ricordate, Moderna, dopo 7 giorni che era stata pubblicata la sequenza del genoma da 5 laboratori cinesi, aveva già il primo allestimento vaccinale da sperimentare all'NIH e dopo 8 mesi abbiamo avuto il vaccino, quindi superate tutte le prove cliniche e la fase 3. Oggi allestire un vaccino che sia modellato sulle varianti è molto semplice, addirittura sia EMA che FDA hanno un percorso ancora più accelerato per validarlo dal punto di vista clinico. La cosa interessante però, che sottolineerei, anche se uno lo confronta col vaccino anti-influenzale, che sappiamo non ha la stessa efficacia, perché partiamo di efficacia del 95-90% nel prevenire l'infezione, ovviamente modificata, come diceva il professor Brusaferro, dalle mutanti, ma ancora efficace nel proteggere dalla malattia. Si è visto che la cosiddetta terza dose negli studi clinici è così potente, cioè induce il booster, è così potente nell'indurre una risposta anamnestica dalle cellule memoria del sistema immunitario, che è in grado di neutralizzare tutte le varianti, anche le più immunovasive come la variante sudafricana o beta. Quindi certo, le aziende sono già pronte con il vaccino allestito sulla variante, però ricordiamoci che fortunatamente la Delta, che è diventata dominante, partita dall'India a ottobre-dicembre 2010 e è diffusa in tutto il mondo, risponde bene, anche se i titoli anticorpali per neutralizzarla sono 2 o 3 volte superiori rispetto ai titoli che erano sufficienti per neutralizzare il prototipo iniziale di Wuhan. Quindi la tecnologia c'è. Per quanto riguarda Johnson & Johnson è un problema che affronteremo a presto, ne parlavo prima col professor Vella. Effettivamente la stessa azienda ha fatto una sperimentazione che dimostra, con il cosiddetto fenomeno illustrato che avete visto della waning immunity, cioè l'immunità che viene un po' meno nel tempo, c'è bisogno di accelerare il richiamo, ma io penso che sarà buono e saggio che noi puntiamo sulla vaccinazione eterologa, che si è dimostrata anche con i vettori adenovirali, in particolare con i vettori adenovirali, e Johnson è un vettore adenovirale che era concepito per una sola dose, più efficace. Quindi sarà problema che è discusso tra pochi giorni sia a livello del CTS che dell'EMA che dell'AIFA. Grazie. Altre domande? Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Buongiorno. Allora, volevo chiedere, alla luce delle prospettive di una campagna vaccinale che sta proseguendo, che sta andando anche verso una terza dose, che autunno ci aspetta, anche considerando che la Gran Bretagna sta andando, mi pare, in altra direzione. La seconda poi domanda che volevo porre è questa: la lezione del Covid, diceva prima Brusaferro, è stata quella di attivare ci ha dato la possibilità di attivare un sistema di sorveglianza base che potrebbe essere in futuro allargata anche magari per altre malattie. Mi pareva di aver capito anche la resistenza agli antibiotici, quindi chiedevo quali sono le tappe concrete, e la seconda cosa in particolare, come sta andando la ricerca sulle acque reflue di cui aveva accennato prima. Grazie. Ci vorrebbe una conferenza. Allora, cerco di andare per battute. L'autunno che stiamo vivendo è caratterizzato da un quadro epidemiologico dove puntiamo ad aumentare la copertura vaccinale immunitaria e a mantenerla, e dall'altra mantenendo le misure di precauzione. Oggi siamo numerosissimi in questa sala, tutti con la mascherina. Credo che questo sia un elemento, la cautela e la precauzione, credo sia un po' l'elemento caratterizzante in una stagione dove vivremo più tempo delle giornate al chiuso, e quindi dove sappiamo che questo tipo di carattere facilita la trasmissione anche di altri virus come quello influenzale. Non a caso è stata lanciata dal Ministero anche la campagna per vaccinare le persone contro l'influenza, soprattutto le categorie a rischio che vengono identificate precisamente. Questo è il primo elemento credo importante. Quindi l'autunno che vivremo puntiamo a tenere controllata la circolazione. Questo avviene con la doppia gamba: da una parte
mantenendo l'immunità e arricchendola, potenziandola anche nelle fasce che oggi non sono coperte, e dall'altra mantenendo una prudenza, e tutto insieme attraverso il monitoraggio. Monitoraggio che oggi si articola, io ho enfatizzato il fatto che questa collaborazione continua con le regioni ci sta dando la possibilità di avere continuamente un quadro aggiornato a livello locale, a livello regionale e a livello nazionale. Ecco, questo è un esempio, e mette insieme dati epidemiologici, dati virologici di sequenziamento, dati ambientali, dati clinici, dati in qualche modo che anche di contesti specifici nei quali lavoriamo, e questa era la finalità. È chiaro che questo tipo di strumento, che è tuttora in vigore, perché non dimentichiamo, siamo ancora nella pandemia, okay? Stiamo ragionando insieme ovviamente a tutti gli attori per farlo diventare e portarlo a sistema anche per altri fenomeni. Più volte mi avete sentito citare che è un fenomeno che era presente, che è presente e che è stato identificato a livello globale come uno degli sforzi o delle sfide più importanti che abbiamo nel futuro, è il fenomeno dell'antimicrobico resistenza, di un uso prudente degli antibiotici, ma anche del contrasto a quei microrganismi che evadono la copertura antibiotica. Adesso non posso darle una roadmap, ma sicuramente questo è un percorso condiviso, è uno sforzo che il Paese già aveva messo in atto col Piano Nazionale per la Resistenza Antimicrobica, che si sta aggiornando e che immagino possa diventare uno degli strumenti rispetto al quale applicare questi strumenti. Sul tema delle acque, e anche questa è una rete fatta con tutte le regioni, che è già consolidata, sono stati fatti i primi test. Nei prossimi giorni, credo insieme, dopo aver consultato e condiviso con le regioni tutti questi dati, alcuni li hanno anche fatti uscire, insomma, informalmente in alcune situazioni, stiamo facendo un quadro generale proprio per poter dare un quadro. Anche questo è uno strumento che arricchisce la potenzialità di conoscenza della circolazione dei patogeni nei nostri ambienti. E quindi l'ultima in chiusura la facciamo fare velocissimamente a Michela Nicolussi, prego. Guarda che ne è già fatta una, quindi deve essere veloce. Rapidissima, se è già stato emanato il provvedimento in queste ore mi scuso. Volevo chiedere una cosa che stanno aspettando tantissime famiglie, perché hanno domestici, badanti e colf vaccinati con Sputnik e Sinovac, se c'è appunto questo provvedimento da parte del Ministero della Salute di riconoscere anche questi due vaccini a breve, insomma. Ecco, tutto là. Grazie. Allora, per quanto riguarda Sinovac e Sinopharm, sono stati inclusi nella lista dei vaccini riconosciuti dall'OMS, mentre Sputnik ancora non lo è stato, però come sappiamo c'è una deroga per quanto riguarda i cittadini di San Marino che sono stati vaccinati comunque con Sputnik, quindi chiaramente bisognerà valutare l'opportunità, e si sta facendo, di o riconoscimenti o di esenzioni. Naturalmente bisogna fare tutti i passaggi, in quanto questi vaccini, come sapete, non sono stati ad oggi approvati dall'EMA, quindi data però la situazione chiaramente si sta valutando, perché ci sono molti lavoratori che hanno seguito questi vaccini e del resto si era anche pensato ad una dose di sottoporre una dose addizionale con un vaccino RNA a queste persone, però anche in questo caso sarebbe off-label, quindi avrebbe necessità di passare attraverso il parere di un'agenzia regolatoria, per cui credo che questa delle tre vie sia quella più difficile. Quindi si sta valutando, io spero che nel giro di pochi giorni la questione venga in qualche modo risolta. Grazie professor Rezza, direi di chiudere. Grazie, buona giornata a tutti.
Torniamo in studio, questa era la prima parte con la presentazione di Andrà tutto bene, ovvero la mostra itinerante, abbiamo scoperto, dei disegni dei bambini del Veneto fatti durante le fasi più complicate e cruciali della pandemia. Poi si è parlato anche con gli addetti ai lavori di vaccini e di tutto quello che ci va appresso. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, però voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo fino alle 13:30 da stare assieme, tante notizie ancora da dare e un collegamento molto interessante. Abbiamo intercettato il governatore ai nostri microfoni, andiamo subito a sentirlo. Direi che sono stati tutti rapporti diretti. Io ho risposto a tutti, ecco, questo non l'ho mai detto. Io ho sempre risposto a tutti personalmente e non vi dico quanti bimbi sono arrivati a casa mia portando magari 5 euro, qualche euro che io ho versato e poi gli ho scritto mandando anche la ricevuta ovviamente. Però insomma c'è stata veramente una grande chiamata di popolo tra i bimbi. Prima ha detto di essere preoccupato per la terza dose. No, nel senso che va chiarito, innanzitutto quando verrà chiarito, scusi il bisticcio di parole, la ripetizione, la possibilità di somministrarla sotto i 60 anni. Poi l'accesso alle vaccinazioni resta volontario e quindi dipende da ognuno di noi decidere. Ma oltre alla vaccinazione vorrei ricordare a chi decide di non farsi il vaccino che c'è anche il rispetto del distanziamento, l'uso della mascherina e di tutta una serie di accorgimenti. Vedo però che c'è ancora chi, come accadeva nel marzo-aprile 2020, avrebbe da ridire anche sull'uso della mascherina. Allora, se la fatica immane è portare una mascherina, allora vuol dire che non ci siamo. Da questo punto di vista le manifestazioni che continuano a susseguirsi anche in Veneto, ieri ce n'è stata una a Treviso, la preoccupa? Guardi, io penso che sia il sale della democrazia, è giusto che chiunque possa manifestare la propria idea e quindi io mi batterò fino in fondo perché chiunque possa manifestare idee anche che magari non collimano con le mie. Dopodiché ci sono due presupposti: il rispetto delle regole e delle leggi, non deve esserci violenza o peggio ancora atti di vandalismo. La seconda regola: la tua libertà finisce dove inizia la mia, nel senso che queste manifestazioni devono anche rispettare la libertà dei cittadini di quelle città, la libertà dei commercianti di quelle città. Non basta dire, come ho sentito dire qualcuno, beh, hanno già preso i fondi dallo Stato, non funziona così. Abbiamo città che da 14 settimane che sabato non lo vedono, questa è la verità. Abbiamo chiesto agli esperti, lo chiediamo anche a lei, come vede questo autunno? Siamo in pandemia, non stiamo celebrando la fine della pandemia, sicuramente una pandemia in questo momento sotto controllo in virtù del fatto che abbiamo 84,3% dei veneti che hanno intrapreso, hanno iniziato o hanno concluso la loro vaccinazione. C'è da dire che oggi abbiamo 234 persone ricoverate, 31 delle quali in terapia intensiva, 220 contagiati. Diciamo che ad oggi la tenuta sugli ospedali c'è, infatti il nostro tasso di occupazione è 3% nelle terapie intensive, 3% in ospedale e un'incidenza del 39,9%. Grazie. Queste erano le dichiarazioni di Luca Zaia, avete sentito, siamo in pandemia, quindi sì, certo, lo sapevamo, ma è giusto ribadirlo ogni tanto perché con i dati che cambiano, le vaccinazioni che crescono, tante istanze, tante richieste, no Green Pass, no mascherine, no vaccini, insomma ognuno ha qualcosa da dire, è bene ogni tanto mettere questo paletto, ci siamo ancora con tutti e due i piedi dentro, non è il caso di abbassare la guardia. Adesso facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Abbiamo appena visto la diretta da Venezia con Luca Zaia che prima ha presentato il progetto Andrà tutto bene, ovvero i disegni dei bambini veneti fatti durante la pandemia che saranno portati nelle principali città del Veneto. Abbiamo sentito anche alcune dichiarazioni importanti sui vaccini, sulla situazione attuale del virus dagli addetti ai lavori che hanno un po' cambiato gli orari di quella che doveva essere una diretta relativamente breve. Quindi noi andiamo direttamente a Cittadella dove ci sta aspettando Alex Giuliano che è con Andrea Benetti alla Fiera Franca di Cittadella, una
delle più antiche del Veneto, molto antica, l'evoluzione di quelle che erano le fiere franche di una volta. Purtroppo sappiamo che ci siamo persi la parte relativa alla mostra mercato del bestiame per ovvi motivi di tempi e di spazio, però Alex ci racconta come sta andando la ripresa di un'iniziativa tanto antica, tanto tradizionale e tanto radicata nel territorio. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Dici benissimo, una fiera che affonda le sue radici nella storia, 427esima edizione. Le prime tracce di questo grande mercato risalgono addirittura a degli scritti del 1200, poi nel 1231 la Fiera Franca è diventata tale perché da Onara si è spostata a Cittadella, dove tuttora continua a coinvolgere centinaia di migliaia di visitatori ogni anno, come ieri insomma si sono registrati oltre 100.000 presenze solo nella giornata di domenica qui a Cittadella. Adesso vedi poca gente perché è ora del classico panino onto, insomma la gente, i visitatori si sono spostati nel cuore della città, quindi dentro le mura per rifocillarsi, e siccome le temperature non sono proprio caldissime, magari anche per bere un buon bicchiere di vino caldo o insomma qualcosa che stemperi un po' la temperatura. Noi però alle mie spalle, Ferdinando, vedi lo stand di Coldiretti con delle arnie didattiche. Perché? Perché noi, oltre a raccogliere insomma le voci, le testimonianze degli espositori, oltre ad aver comunque intervistato, dato spazio a coloro che hanno animato questa Fiera Franca, siamo qui adesso e ci avviciniamo insomma a questo stand perché non solo tradizione ma anche cultura, anche formazione e anche tanti bambini che si sono avvicinati a questo mondo, al mondo delle api, al mondo delle arnie, un mondo che in pochi conoscono. Sì, questo è un modo per sensibilizzare i ragazzi, per far conoscere meglio l'alveare. Questa è una riproduzione uno a uno, quindi molto reale, e i ragazzi imparano un sacco di cose. Facciamo una specie di lezione in diretta, anche se i tempi sono un po' serrati, sono tante le cose da vedere, ma il mondo, il comparto di voi apicoltori, come sta vivendo, come sta affrontando questo periodo? Questa annata è stata un'annata tremenda, causa tempo, malattie varie, la peggior annata degli ultimi anni. Iniziative come questa possono tornare a dare un po' di respiro, un po' di ottimismo. Questa, Ferdinando, è stata definita un po' la Fiera Franca della ripartenza dopo lo stop dell'anno scorso. Dopo quasi 2 anni fermi è un buon segnale, speriamo bene, speriamo che la prossima stagione sia migliore di questa. Ferdinando, noi ringraziamo il nostro ospite, proseguiamo nel nostro tour, vi passo alle spalle, eccoci qua. Se abbiamo tempo ci avviciniamo a quest'altro stand qui, perché si fa cultura, si fa formazione anche con l'aglio, pensate, quindi c'è tutto un mondo da scoprire, aglio di Rovigo, e siamo qui anche per capire qualcosina in più su questo prodotto. Sì, questa spezia che è preziosa per la salute e anche per il cibo, per assaporare il cibo in modo migliore. Qui abbiamo fatto stiamo facendo una didattica simulando dalla semina, dal trapianto alla raccolta, alla pulizia e alla vendita dell'aglio. Quindi qui abbiamo il terreno, quando i bambini vengono, che adesso come diceva lei stanno mangiando, qui abbiamo simulato la trapiantatura dell'aglio e diamo loro uno spicchio con un bicchiere e con il suo terreno già pronto che loro possono trapiantare a casa, e poi ci facciamo aiutare a sgranare l'aglio. Ecco, guardiamolo in diretta. In questo modo, che prima della semina l'aglio va sgranato in questo modo, lo spicchio va portato sul terreno e dopo avremo il frutto che è questo qua, il frutto in mazzo che voi vedete nelle foto, tutte le varie fasi della lavorazione. Il frutto è questo qua, che poi viene pulito bene, in questo modo viene pulito, intrecciato
una e anche questa è una tradizione, particolare. anche questa è un'arte antica. Bravo, in via di estinzione purtroppo, però diciamo noi teniamo duro. Grazie. Alex, Ferdinando, allora, noi vi chiediamo, noi se abbiamo hai una domande, altrimenti ti continuo a raccontare un po' il tutto. Dimmi. Alex, allora noi abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria da fare. Vi chiediamo di aspettare lì giusto un paio di minuti, tempo di mandare la pubblicità, magari cercare un'altra curiosità che vediamo assieme al rientro da questa breve pausa. Quindi fra pochissimo torniamo alla Fiera Franca di Cittadella. Voi state con noi perché davvero fra un minuto finisce la pubblicità. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Noi ritorniamo a Cittadella perché il nostro Alex Giuliano, che con Andrea Benetti è alla Fiera Cittadellese, Fiera Franca, insomma conosciamo la storia, stiamo un po' imparando la storia di queste manifestazioni così antiche, così importanti per il territorio. Alex, prima di salutarci, hai qualche altra chicca per noi? Grazie. Rieccoci Ferdinando, allora intanto una comunicazione di servizio perché lo spettacolo pirotecnico originariamente previsto per questa sera non verrà effettuato, quindi ci ha dato la conferma anche il sindaco di Cittadella Luca Pierobon. Prima di salutarci, perché oramai qua, come vi ho già detto, la zona alle mie spalle si sta svuotando, la gente è tutta riversata nel centro di Cittadella, è rappresentato qui anche il mondo dei malgari e dell'altopiano. Noi ne parliamo spesso nei nostri telegiornali, nei nostri spazi di approfondimento, e anche questa è una tradizione che va difesa, va tutelata. Lei in questi giorni qui di Fiera Franca ha addirittura fatto la tosella, ha fatto il formaggio qui dal vivo. Ho fatto il formaggio dal vivo per insegnare, prima di tutto per i ragazzini, che attualmente il formaggio viene fuori dal frigo. Però naturalmente ieri, specialmente ieri, era proprio diverse persone che si sono fermate e mi hanno domandato quanti gradi, questo qua. È latte fresco, munto stamattina e fatto il formaggio. Questo non è un formaggio a chilometro zero, è un metro zero, perché un metro zero dalla caliera a qua alla tavola. E ho fatto assaggiare. È una tradizione nostra qua dell'altopiano, dei malgari, della pianura che vanno a pascolare le vacche, che qua a Tosella è un prodotto che una volta era il primo formaggio che veniva mangiato perché era fame. Adesso sì, è tradizione, la gente qua sente che è buono questo qua, per fare assaggiare una dimostrazione che la prima base è che viene fuori il formaggio. Quali sono un po' le difficoltà che state affrontando in questo periodo? Specialmente sull'altopiano quest'estate abbiamo difficoltà più di tutto non con le vacche, questa qua abbiamo difficoltà con i cinghiali e con i lupi, perché anche quest'anno ho fatto 4 mesi di malga e ho ballato con i cinghiali e con i lupi. Però attualmente per carità accettiamo, però accettiamo un po', mandiamo giù amaro, perché attualmente parlando con i vari politici il lupo attualmente è l'animale più protetto d'Europa e non possono farci niente. Tutto. Noi ringraziamo il nostro ospite per la sua testimonianza. Ferdinando ha toccato argomenti che noi conosciamo bene e che sviluppiamo periodicamente, abitualmente, quindi insomma una voce in più che si unisce al coro. Allora Alex, tutto quello di cui non abbiamo parlato stamattina, sappiamo che avete raccolto moltissime interviste, moltissime dichiarazioni e tante belle immagini, le vediamo nel nostro telegiornale TG Bassano di questa sera. Adesso liberiamo te e Andrea Benetti perché sappiamo che c'è ancora molto da fare, torniamo in studio, ringraziamo i nostri colleghi per questo collegamento dalla Fiera Franca di Cittadella, poi approfondiremo. Adesso prima di salutarci abbiamo giusto il tempo per vedere prima di tutto i dati dell'emergenza coronavirus, li vediamo assieme grazie alla regia di Fabio Verin, perché sono 220 le nuove positività riscontrate con i tamponi nelle ultime ore, sono 9.418 le persone che sono attualmente positive in Veneto, per un totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus di 476.495 positivi. Sono 456.000 quelli che si sono negativizzati, sono 11.815 purtroppo le persone che hanno perso la vita a causa della Covid in questo anno e mezzo, in questo
più di un anno e mezzo naturalmente. Vediamo però la situazione della sanità, perché è molto importante per farci capire come sta reggendo l'urto il Veneto in questo periodo così particolare. Come dicevamo qualche minuto fa, siamo decisamente in calo, perché abbiamo 204 persone ricoverate in area non critica, di cui 163 positive, 41 che si sono negativizzate. Sono 31 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 24 positive, 7 che si sono negativizzate, quindi abbiamo 187 circa persone ricoverate positive fra l'area non critica e la terapia intensiva. Vedete che è praticamente invariato rispetto ai giorni scorsi, e vediamo che non è cambiato neppure il bilancio, fortunatamente, dei decessi. Speriamo di vedere ancora lo zero in questa tabella per molti giorni da qui a venire. Adesso, con la regia di Fabio Verin, noi facciamo l'ultima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo. Abbiamo anche i dati sui vaccini che sono decisamente interessanti, li vediamo insieme giusto fra qualche minuto. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, giornata decisamente particolare oggi, fra la diretta da Venezia con tutte le informazioni importantissime sul coronavirus e quest'ultima parte invece dedicata alle tradizioni, alla Fiera Franca di Cittadella, insomma paradigma delle fiere antiche e anche meno antiche del Veneto. In chiusura vediamo i dati delle vaccinazioni in Veneto, perché sono importanti. Su 6.000 dosi somministrate ieri, questi sono i dati proprio aggiornatissimi, solo 941 sono prime dosi, quindi è plausibile pensare che il numero delle prime dosi stia davvero diminuendo, che sia sempre più difficile andare a coprire le fasce della popolazione che per scelta o per necessità non vengono vaccinate. Cicli completati 3.766, quindi le seconde dosi, addizionali booster 1.372. Il Veneto ha somministrato l'88,8% delle dosi a propria disposizione, però il 75,9% dei veneti hanno la prima dose, il 72,7% dei veneti hanno il ciclo completo e il 76% dei veneti o hanno la prima dose o sono almeno prenotati per la seconda. Sono già 70.000 le persone che hanno ricevuto la terza dose, il booster, l'addizionale, chiamatela come volete, ovvero l'1,5% della popolazione del Veneto. Questi erano i dati delle vaccinazioni questa sera nei TG, nei nostri telegiornali, TG Passano, tutti i telegiornali delle nostre emittenti. Parleremo anche di questi temi perché c'è da capire dove stiamo andando. Zaia l'ha detto ai nostri microfoni pochi minuti fa, siamo ancora nel bel mezzo di una pandemia e c'è da capire poi tutto il resto. A questo punto ringraziamo i nostri colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case l'informazione di oggi al Focus TG. Come sempre ringraziamo Fabio Verini e Alessandro Costa Curta per la regia, ringraziamo voi per essere stati con noi in questa ora e mezza di informazione. Vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera per tutto il resto e vi auguriamo anche un buon pomeriggio.